dovremmo riuscire ad utilizzare i fondi del bilancio o accantonati come molti comuni del Veneto o fondi del proprio bilancio per poter fare investimenti in particolare. È evidente che questa formulazione che hanno decretato deve essere modificata perché mi sembra un meccanismo molto ma molto difficile, soprattutto per i comuni medio-piccoli da raggiungere, e noi preferiamo, se è 1 miliardo, che sia spalmato sul territorio nazionale in percentuale per tutti per dare pari opportunità, perché altrimenti come è impostato mi sembra che ne possono usufruire in particolare i comuni medio-grandi. IMU, TARES, Strise e altre ancora, tasse per i cittadini, ma a questo punto almeno i comuni ne trarranno giovamento, potranno dare maggiori servizi o no? Allora, noi siamo molto convinti che dobbiamo raggiungere l'autonomia impositiva e finanziaria per gestire i nostri bilanci, i nostri servizi in forma più veloce possibile e dipendere, se è possibile per nulla, dal trasferimento nazionale. In particolare questa è una condizione dei comuni del Veneto, lo stiamo dicendo da molto tempo. Sarà una strada da percorrere non ancora definita in modo chiaro, perché la dipendenza dell'IMU con i versamenti allo Stato ovviamente evita di andare all'autonomia impositiva vera, però la strada e l'autonomia è il mettersi a confronto con i propri elettori dal punto di vista di quelle che sono le cose che vengono fatte dal comune, lavori piuttosto che servizi, e dopo si viene giudicati. Quindi io ti aumento le tasse o te le diminuisco e quindi dopo tu mi giudichi rispetto al lavoro che ho fatto come amministratore. È evidente che l'autonomia ci dà anche la facoltà di aumentare o diminuire le imposte e quindi essere misurati dal punto di vista dell'elettore, in particolare del cittadino, sul livello dei servizi e su quello che è l'impatto dal punto di vista fiscale.